Presidente, buon pomeriggio. Presidente Aurelio De Laurentiis, buon pomeriggio, sono qui, sulla sua sinistra, Radio che da schizzo, quest'altra parte, Ah, sì, in dalla basso. sua sì. Eccomi, no. Vado su Di Maro Folgarida perché negli ultimi anni abbiamo avuto la percezione di quanto un calciatore come Dries Mertens sia diventato il beniamino dei tifosi che arrivano lì in Trentino, e soprattutto prima parlavamo anche di bambini, soprattutto dei tifosi bambini, i bambini tifosi del Napoli. Lei, prima poi il collega Modugno parlava di gigantografie, di cartelloni, di volti. Lei qualche settimana fa ci ha raccontato di quando è andato a trovare il calciatore in occasione della nascita di suo figlio, per parlare anche Era pochissimo tempo fa. Sì. era pochissimo tempo fa, anche del futuro. Possiamo dire ai bambini che arriveranno a Di Maro Folgarida che quest'anno ritroveranno anche Dries Mertens? Però io già in quell'occasione ho detto ci siamo visti, ci siamo parlati, ci dovremo rincontrare, perché a me sembra sempre inopportuno da parte di chi che sia, quando si sta ancora giocando, mettere pressioni, speranze, delusioni, perché è concettualmente sbagliato. Quando si gioca, ci si allena, poi finito, se uno è veramente interessato non scompare e si parla in maniera sgombra e scevra da qualunque altro tipo di problema. Quindi 22 ci sarà la partita alle 12:30 con 80 gradi all'ombra lì alla Spezia. E poi vediamo il 23, il 24 il giorno del mio compleanno, il 25 sarò credo a Napoli perché c'è qualche altra cosa qui a Napoli, poi c'è il 26, il 27, cioè non è che scappiamo. Con mister Spalletti ci dobbiamo incontrare per buttare anche molto più spesso le basi di quello che è le aspettative che voleva qualcuno di voi sapere del mercato, quindi è ovvio, no? Non è che improvvisamente alle sedie, diceva Mario Monicelli quando era finita la giornata su un film, alle riprese, no? Per cui scomparivano tutti. No, noi non dobbiamo scomparire, noi siamo una realtà permanente e quindi anche molto rispettosa dei ruoli e anche delle professionalità che questi ruoli rappresentano, e quindi il dialogo è sempre alla base di qualunque successo, e se non c'è dialogo tra le parti allora è meglio che uno se ne va in vacanza e buonanotte suonatori.